Ed eccoci qui, amici, per un nuovo viaggio, per un nuovo percorso. Sono a Dolianova, bellissimo paese, bellissima cittadina, dai, possiamo dire anche così, nel sud Sardegna. Siamo qui alla bellissima basilica, se non erro, di San Pantaleo, romanica, meravigliosa. Ho già fatto volare il drone, ho già anche osservato dettagli bellissimi, meravigliosi. È una chiesa a cui insomma tenevo già da un po' di tempo di visitare e vedere. Ovviamente io vi invito sempre a scoprire tante cose di cui io magari non vi parlo in questo nuovo format, per cui benvenuti nella terra dei Nurages qui su Catalan TV e poi sarà anche sul mio canale YouTube, ma insomma andiamo a vedere questa meraviglia all'interno e poi anche qualche dettaglio un po' con la mia videocamera, qualche dettaglio romanico interessante di questa bellezza, di questa prenda e oro del sud di Sardegna. Viaggiate tanto in Sardegna, amici, portate anche i vostri bambini, portate i vostri amici, i vostri parenti, scoprite questa bellissima terra che è parte di un'Italia meravigliosa. Adesso noi andiamo, venite con me, pian piano facciamo due passi insieme. E prima di vedere i dettagli della facciata, perché ne ho fatto anche un po' con il drone, voglio entrare all'interno, impuntarvi all'interno della chiesa. Entriamo dall'ingresso laterale, così scopriremo un po' questo bellissimo gioiello romanico che è davvero interessante. Guardate quanti dettagli, ma dopo li vedremo meglio. Cercherò anche ovviamente con il mio treppiede, con il mio supporto il braccio, di poter farvi vedere qualcos'altro. Anche il campanile è molto interessante, guardate che meraviglia davvero, davvero una meraviglia. Il Medioevo in tutta la sua bellezza. Questa è certamente una sepoltura, ricorda molto i generi delle sepolture che vediamo anche al di là del mare. In particolare mi ricordo anche Bologna, le chiese di San Francesco o di San Domenico soprattutto, per esempio. Ecco qua un po' il dettaglio dell'ingresso laterale. Adesso entriamo e vediamo un po', scopriamo qual è la bellezza di questa chiesa importante. Vediamo già l'importantissima e meravigliosa destinazione artistica. Io vi invito a venire in questo gioiello straordinario, è meraviglioso, è davvero una cosa straordinaria. Guardate l'altare, meraviglia delle meraviglie. Sono praticamente senza parole. Chi ama il Medioevo, chi ama questo periodo storico può certamente comprendermi. Guardate i residui dei bellissimi affreschi medievali. Questo dovrebbe essere San Giorgio che uccide il drago, Nostra Signora o forse una santa. Straordinario, davvero tutto straordinario. Qui noi siamo davanti a quei ricordi che ci rimandano anche a Saccargia, che ci rimandano anche ad altri luoghi della nostra terra. Qui vediamo una scena, forse di santi. Lì certamente c'era il Cristo e Mandorla sul trono, e cherubini, serafini. Una scena davvero interessante, e anche questa è nostra terra. Vedete quanto è meravigliosa questa chiesa. Io veramente continuo a dirvi, venite, conoscete questo luogo, è davvero interessante, e con altre figure degli affreschi. Meraviglia delle meraviglie, signori, amici, davvero una meraviglia. Straordinario anche questo. Ricorda molto le opere anche del maestro di Castelsardo, ricorda molto anche le opere che possiamo vedere anche a Saccargia. Certamente qui c'è un ambito
spagnolo, un ambito, ecco vedete, scena, quella probabilmente o Sant'Andrea forse, insomma veramente interessante, ma non vorrei sbagliare, ovviamente ricordatevi che non dirò tantissimo anche sugli aspetti tecnici per non tediare troppo, ma è più per una condizione visiva, guardate i residui degli archi, meravigliosi. Continuiamo questo piccolo viaggio qua, eccoci, un'altra meraviglia delle meraviglie, un'altra meraviglia della meraviglia. Difficilmente riusciamo a vedere questo. Il Cristo, l'albero della vita, è Lui. Ma ricorda molto anche la tradizione ebraica, non vorrei esagerare, ma insomma, delle Sefirot. È straordinario. Il Cristo che è l'albero stesso della vita, da cui ogni cosa scaturisce, da cui ogni cosa comunque poi ritorna. Forse questo francescano, o chissà chi, insomma, ma vi ripeto, questa è una chiesa da visitare. Viaggiate, questa è una chiesa da vivere, da amare dal punto di vista architettonico, storico, della memoria anche religiosa. Bellissimo questo crocifisso, bellissimo, straordinario, davvero, davvero bello. Il battistero, la fonte battesimale meravigliosa, dove è stato ripreso comunque anche un ambito medievale, ma io sono letteralmente ammirato da tutto questo. I leoni, meraviglia delle meraviglie, davvero, davvero scioccante dal punto di vista della straordinarietà. Guardate, gotico, meraviglioso, ma tutti i dettagli, ogni dettaglio di questa chiesa ti rimanda alla bellezza, ti rimanda alla storia, ti rimanda ad un percorso architettonico e religioso di grande impatto culturale. Io spero insomma che vi stia regalando qualche immagine davvero interessante, perché merita, ne vale veramente la pena. Carissimi amici per questo viaggio nella terra dei Nuraghis vi sto portando in un luogo davvero di spanto, davvero di prenda e oro, ma cioè osservate veramente di che cosa è stato capace la memoria storica sarda medievale di lasciarci, di imprimere ancora oggi nei nostri cuori, nei nostri intenti, una magnificenza, una bellezza del genere. È davvero, davvero bello, ma insomma, già l'altare ti dà quel senso, insomma, a volte li vedete solo magari in certi film, determinate immagini. Osservate gli affreschi, benché residui, ti danno la capacità di riportarti in quel momento, in quel mondo. Dolianova è un gioiello davvero interessante. E io credo che posso chiudere da qui questo bellissimo momento culturale nella chiesa di San Pantaleo, straordinaria, bellissima. Visitate questi luoghi, venite a scoprirli, venite a amarli dal punto di vista architettonico e anche religioso, anche se non siete credenti, rispettate questi luoghi, questi momenti. Spero di avervi regalato un momento di viaggio e di cultura per questo nuovo format nella terra dei Nuraghis. Ed ora quindi io vi saluto, auguro buon proseguimento a tutti voi, ma restate ancora qui perché il viaggio non è finito. E di rientro verso Sassari non potevano passare a Santa Giusta, benché sia ormai insomma da tanti anni che conosco questo luogo. Vedete già l'albero di Natale, quindi
capite anche i giorni, i momenti, i tempi in cui è stato registrato questo viaggio, che vi porto a scoprire questa bellezza romanica straordinaria che ha anche un ammento paleocristiano. Andiamo, vediamo un altro gioiello e probabilmente chiuderò qui il mio viaggio e poi andrò pian piano verso casa. Proseguiamo, andiamo, vediamo insomma da questa scala monumentale. Guardate già il portale come spicca, straordinario, meraviglioso. Questo è uno stile romanico che richiama anche comunque, come dire, un po' le parti primordiali, così se vogliamo, della cristianità. C'è una certa semplicità, è vero, eppure il portale determina una bellissima condizione architettonica, artistica, con questi due leoni che cacciano le fiere, che cacciano le prede. Il leone è sempre presente nella dimensione cristiana, simbolica. Ricordiamo anche il leone di Giuda, ricordiamo il leone di San Marco, dei Vangeli. Il leone, questo simbolo, questo archetipo così importante, richiama i miracoli di nostro Signore. Che bellezza. La Basilica di Santa Giusta, meravigliosa, stile romanico di grande impatto culturale, bellissima, che meraviglia. E ora eccoci qua, siamo proprio nella cripta e vediamo appunto le reliquie di Santa Giusta, che è la titolare stessa di questo luogo sacro a pochi chilometri da Oristano, un borgo che vi invito a visitare anche perché è adiacente praticamente agli stagni, quindi c'è anche un elemento importante anche in questo senso. Fra poco ritorneremo davanti alle reliquie, voglio far vedere un po' qual è lo stile adottato anche questo. Molti luoghi anche che ho visto al di là del mare nel resto d'Italia ricordano questa struttura, vedete, in questi capitelli meravigliosi. Richiama molto lo stile classico, lo vedete, la palma del martirio, quindi è certamente la condizione, vedete altri simboli ovviamente qua, di Santa Giusta. E ora proseguiamo, facciamo un altro giro e poi ritorniamo su in chiesa per fare altre inquadrature di questo luogo meraviglioso. Altare con un Cristo, bello questo crocifisso, e poi una pietà molto interessante. Per questo percorso di viaggio io appunto mi sa che lo terminerò qua e come vedete la devozione popolare, ma insomma la devozione cattolica per Santa Giusta si può anche richiamare in questo luogo attraverso le reliquie stesse. Santa Giusta mi ricorda anche Chiaramonti, paese a cui sono legato, e quindi è una santa molto devota in molte zone della Sardegna, molto invocata. Eccoci che ritorniamo sopra. È un luogo straordinario, davvero bello. Io vi invito a venire in questi luoghi, scoprirli, conoscerli, amarli, rispettarli, quindi ricordatevi sempre di rispettare i luoghi sacri soprattutto, ma anche i monumenti archeologici. E quindi ora andiamo a scoprire altre parti di questo luogo davvero interessante. Guardate che bel battesimale, guardate con questa luce. Io entrerò
in questa cappella molto interessante e vi farò adesso vedere una bellezza particolare. Credo che sia importante farvelo vedere. Guardate che meraviglia. Richiama molto lo stile paleocristiano, lo stile del mondo romano. Vedete quanto è straordinario questo luogo. Davvero magnificente, meraviglioso. Proseguiamo, andiamo nell'altra cappella, che se non ricordo male anche lì c'è qualcosa di importante e interessante, oltre altre opere d'arte ovviamente che noi vedremo tra poco. Eccoci, stiamo appunto per entrare, eccola qui. Questa, se non erro, è una cappella tipicamente francescana, infatti guardate. Sant'Antonio il Giglio, quindi è la cappella di Sant'Antonio da Padova. E infatti vedete anche ovviamente l'altare Sant'Antonio da Padova, però insomma tutti i santi francescani abbiamo visto e vediamo, insomma, anche Santa Chiara, certamente, indubbiamente, un crocifisso antico snodato, questo molto probabilmente per il riscravamento e quindi il discendimento con l'azione paraliturgica della settimana santa del venerdì santo. Ma guardate che meraviglia delle meraviglie. Vi sto cercando di far vedere e conoscere dei luoghi che certamente molti di voi conosceranno, ma altri no. Questa è un'altra pietà della deposizione, ovviamente, sempre di ambito pasquale, quindi il venerdì santo della settimana santa. Molto bello. E ora io ritorno nella chiesa, facciamo un altro giro. Ecco il bel battesimale, la bella fonte. E guardate quanto è ordinata questa chiesa, guardate quanto è rigorosamente accogliente verso il pellegrino, il visitatore, l'orante che si appresta a salire sull'altare, magari ricevere la comunione in una messa. Le anime. San Michele probabilmente, certamente. Quindi questo è un giudizio forse. O forse non è un giudizio soltanto, ma è una invocazione a Maria Santissima Regina per l'intercessione. Ecco le acque infatti del paradiso che purificano e quindi forse è il senso stesso del purgatorio per non andare all'inferno. Infatti sulla sinistra c'è la figura di San Michele che calpesta, tiene a bada, infilza Lucifero, il demonio. Molto molto bello. Eccoci, chiuderò qui questa puntata della terra dei Nuraghes, dove abbiamo visto delle chiese, e quindi continuate a seguire questa trasmissione, questi viaggi qui su Catalan TV, canale 15. Per cui amate l'Italia, la vitalità architettonica, la vitalità anche religiosa nell'arte, i dipinti, le persone, i viaggi, gli incontri, come quello di oggi. Ad un altro appuntamento io vi saluto e quanto è bella la nostra terra di Sardegna.